Telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con Ore 13, l'approfondimento quotidiano su tanti argomenti. Quest'oggi è un argomento davvero goloso, gustoso e non solo, perché parleremo di frutta e verdura e di come riconoscere la qualità di questi alimenti. Saluto gli ospiti che sono qui con me in studio quest'oggi, Riccardo Pastore, direttore della Treviso Mercati. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. E Renzo Ghedin, responsabile del settore ortofrutta dell'Ascom Confcommercio di Treviso. Buongiorno. Allora, frutta e verdura, come riconoscere la qualità? Ma Pastore, che cosa si intende con il termine qualità? Ma il concetto di qualità è un concetto innanzitutto estremamente attuale ed è un concetto che ha diverse sfumature. Noi per qualità intendiamo quell'insieme di caratteristiche che soddisfano determinate esigenze che possono essere quelle dell'industria nel caso della trasformazione, piuttosto che esigenze di gusto per quello che riguarda il consumo diretto da parte del consumatore. In realtà ci sono tante sfumature, ad esempio possiamo parlare di una qualità commerciale prettamente legata a quello che è la pezzatura, la presenza di anomalie sulla buccia del frutto o nella costituzione della verdura, l'attitudine alla conservazione è un aspetto qualitativo di tipo commerciale perché mi permette poi di gestirne la distribuzione. Così come abbiamo anche aspetti qualitativi legati alla nutrizione, cioè si parla di qualità nutrizionale, che è un elemento estremamente importante perché è l'insieme di tutte quelle proprietà nutritive presenti nella frutta e nella verdura che sono importanti per il nostro fabbisogno. E che ne parleremo dopo perché sono veramente assolutamente sì. No? C'è poi una qualità sanitaria che è quella garantita, se vogliamo, dagli organi competenti di controllo. E ultima ma non meno importante è la qualità percepita da parte del consumatore, cioè quella qualità possiamo definirla anche di tipo sensoriale, che però dal mio punto di vista è la più importante perché è quel tipo di qualità che porta il consumatore a scegliere l'acquisto o meno, cioè una sensazione, una qualità se vogliamo emotiva, data dal tatto, dalla vista, dal profumo, quindi dall'olfatto e che porta il cliente, il consumatore a scegliere un frutto piuttosto che un altro. E non è detto poi che effettivamente questo che è l'aspetto diciamo esteriore poi corrisponda no, certo. anche effettivamente a quella che è la qualità. Lei lo vede tutti i giorni, no? Con i suoi clienti, Ghedin. Come si orienta il consumatore nella scelta? L'occhio di anni e anni di esperienza ti fa, per esempio su una mela uno riesce a capire benissimo quanti giorni è fuori dal frigorifero, poi tipo le mele che abbiamo in questo periodo la produzione va pressappoco da agosto a ottobre, qualche giorno di novembre, cioè viene conservata in frigorifero da 0 a 3 gradi senza nessun conservante. In questo periodo una volta si usavano prodotti chimici ma adesso ormai abbiamo sorpassato questa fase qua. La cosa si dice, la mela quando è qualche giorno, una settimana che è fuori dal frigorifero comincia diciamo ad appannarsi, perde la lucentezza che ha al momento, quindi già l'occhio di un cliente potrebbe vedere se una mela è una settimana che è sullo scaffale. Si crea anche quella specie di patina, no? Sopra il frutto quella alle volte. Specie di patina si crea più che altro nel periodo del post raccolta, subito dopo. Quando comincia ad avere il frigorifero un po' la perde perché l'escursione termica dal frigorifero fuori, il primo giorno, il secondo giorno la vedi, poi non si vede più, insomma. E sulla mela, se andiamo su altri prodotti, diciamo se andiamo sulla verdura è molto più complicato capire perché se prendiamo tipo un finocchio si vede dopo 2 ore se un finocchio è fresco, ma dopo 2 ore perché comincia ad annerirsi la parte inferiore, insomma, dove è stato tagliato. Esatto. Se andiamo dal fruttivendolo, ovviamente lui ogni mattina prepara a modo suo e vengono messi in ordine tutte le mattine. Se andiamo tipo sulla grande distribuzione avremo dei finocchi messi là aggiornate, quindi dopo 3-4 ore se un occhio non vedrà mai la lucentezza che ha un finocchio fresco di giornata.
La differenza la si fa proprio preparando il prodotto la mattina, cioè noi come negozianti ogni mattina i nostri prodotti vengono tutti rimessi a posto. E quindi questi sono anche tanti preziosi consigli e suggerimenti per tutti coloro che vanno a fare la spesa, per sapersi orientare nella scelta appunto e nel riuscire a riconoscere quella che è la qualità. Certo, ed è anche un valore aggiunto, perché la gestione del prodotto, una gestione costante e continuativa, e l'attenzione che si pone nella manipolazione permette di garantire la migliore visibilità del prodotto, a esaltare quello che è l'aspetto più bello. Giustamente la grande distribuzione, la mancanza di una figura professionale di un certo tipo che costantemente è presente, può creare questo tipo di mancanza di bisogno, cioè va ad alimentare quella mancanza di bisogno da parte del consumatore, che vede un prodotto stanco, consentitemi il termine, e di conseguenza non ha quella sensazione di freschezza che si trova invece in un negozio al dettaglio. Ma anche perché... Ecco, la interrompo un attimino, sì. Tra un attimo, solo perché mi segnalano dalla regia che abbiamo una telefonata in onda di un nostro ascoltatore, perché naturalmente anche voi potete, come ogni giorno, intervenire in diretta al numero che vedete in sovraimpressione, lo 0422 1626 789. Allora, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io volevo fare una domanda provocatoria, ed è questa: quando noi vediamo un qualcosa di perfetto, di altamente, diciamo, non il par neanche vero, il par fatto di plastica, giusto? Ecco. E questo è il modo della esposizione che ha lei davanti. È talmente bella, è talmente fatta bene che sembra fatta di plastica, non sembra neanche vera. Chiedo ai signori lì presenti, in molte regioni italiane si vede sempre più spesso un prodotto o prodotti di nicchia, di antica memoria. Vediamo dei frutti, delle verdure che magari noi non sapevamo neanche ci fossero e che adesso vengono fuori di nuovo. Chiedevo ai signori lì presenti se anche in Veneto c'è un qualcosa di originale, come ad esempio quando ero piccola io c'era un frutto che si chiamava donolo o varioli. Poi c'erano i pereti dei moscatei, c'era il pomo di San Pietro, de San Piero, eccetera. Ci sono ancora cose del genere, magari fatte per qualche nicchia che può anche spendere di più, o si è perso totalmente tutto questo altro? Vi ringrazio e datemi risposta. Ecco, grazie mille signora per aver sollevato questa questione. Chi vuole rispondere? Allora, posso rispondere io per quanto riguarda i prodotti di nicchia. Certamente che abbiamo ancora i pereti di San Piero famosi, solo che hanno un periodo talmente breve e una produzione molto esigua, perché sono rimasti solamente alcuni esemplari nella parte, diciamo, della bassa Montebelluna, quelle parti là, insomma c'è ancora rimasta qualche traccia, un paio di produttori che li portano. Quindi qualche piccola azienda che ancora coltiva questi prodotti. Il problema principale è che questi prodotti qua, non per fare pubblicità ai negozi di frutta e verdura, ma li troviamo solo sui negozi di frutta e verdura, perché non hanno un commercio che può andare nella grande distribuzione. Per quello che anche la signora che ha chiamato molto probabilmente non li vedrà, perché a Treviso ci saranno 5-6 negozi che li tengono, questi prodotti qua, tipo la mela cotogna, la pera cotogna, tutti quei prodotti che una volta si usavano comunemente nelle famiglie, cioè ogni famiglia aveva il caco, il pero di San Piero, come si dice, aveva la meletta quella, non mi ricordo neanche più come si chiama perché non si trova neanche più, ma ogni casa di contadini aveva chi 4-5 fruttetti personali. Adesso c'è un po' la ricerca dei prodotti, diciamo, antichi di una volta. Perché c'è una ricerca? Perché è risaputo che hanno meno, sono più resistenti diciamo, agli insetti, a queste cose, che hanno bisogno di meno trattamenti, quindi a breve, diciamo tra una decina d'anni, ci sarà un ritorno di vecchi prodotti di una volta. Ecco, quindi lo riscontrate anche voi questo, Pastore? Io aggiungo anche questo, che effettivamente, anzi è opportuno l'intervento di questa signora, perché va ad evidenziare un processo
che si sta realizzando a livello commerciale già da qualche anno, non da molti anni, ma da qualche anno, in una accentuazione dei prodotti locali, cioè il famoso localismo, ma io adesso parlo in termini anche generali perché vuol dire anche la grande distribuzione che ha questo grande potere commerciale, comunque è alla ricerca di soddisfare le esigenze di prodotti locali, perché è un'esigenza nata dai consumatori. Quindi dovuta a cosa? Chilometro la zero, tradizione. del quale si parla non è spesso. tanto, diciamo che il discorso del chilometro zero è un artefatto, parliamo di localismi. C'è un localismo territoriale, che può essere quello relativo al territorio di pertinenza, rafforzato oggi, e c'è ad esempio nel Veneto c'è una politica di sviluppo molto veloce, molto forte di prodotti certificati intendo prodotti IGP, DOP, che vanno a rafforzare proprio questo tipo di prodotti tradizionali, di tipicità locali. In realtà sul discorso localismo bisogna fare anche bisogna fare attenzione al significato che si dà a questa parola, perché per me localismo è sì il territorio circoscritto della provincia, ma localismo può essere anche il territorio italiano, dipende dal contesto in cui lo utilizziamo. È un dato di fatto che oggi il consumatore va alla ricerca di questi prodotti, perché c'è un forte legame col territorio, c'è un forte legame alla tradizione, c'è la voglia di riprovare e ritrovare quei prodotti che si usavano una volta. Non a caso tempo fa avevamo parlato dei cardi, che è un prodotto tipico della zona di Treviso, che non sono da tutti conosciuti, ma rappresentano un prodotto tipico, ad esempio. E quindi riscoprire anche quei sapori che in un certo senso si sono quasi perduti, no? Certo, porta a una riscoperta dei sapori, ma questo troviamo un po' in tutti i settori merceologici dell'alimentare, perché c'è la voglia di ritornare a quello che sono i sapori tradizionali, quelli del passato. Di uscire forse anche un po' dall'omologazione, potremmo dire. Uscire dallo standard che si è creato negli ultimi anni. Io aggiungo, portato certamente dalla grande distribuzione, che come ha detto il signor Ghedin non è sempre in grado di gestire queste tipicità, perché non ci sono i volumi, ci sono dei vincoli di tempo, ci sono tantissimi aspetti che la grande distribuzione nei suoi meccanismi non riesce a soddisfare, non su tutto ma sulla maggior parte. Quindi nei negozi invece di città, nei negozi al dettaglio, loro con il loro lavoro riescono a trovare il prodotto e riescono a proporlo a seconda del periodo. Sono prodotti veramente stagionali, perché sono tipici di quel periodo e solo di quel periodo. Quindi spesso anche periodi molto brevi. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno signora, chi parla? Che prima, quando avevate in mano così i finocchi, voi dicevate che chi vende bisognerebbe che avessero anche la competenza, ma quando noi andiamo sui grossi complessi, quando le ragazze vengono assunte a tempo determinato, non so, per 8 giorni, per 15 giorni, come fanno a consigliare chi compra? Come fanno a consigliare questo è buono, questo non è buono? Questo è il problema anche, ma però si guarda solo il prezzo. Poi volevo dire un'altra cosa riguardo i vini. I vini l'altro giorno, io mi ricordo che ero piccola, avrò avuto 10 anni, avevamo 2 viti, il Bacò e il Merlot. L'ho bevuto l'altro giorno per così, non so come mai, era buonissimo e non è neanche commerciabile, perché quelle cose là non vengono neanche più messe in commercio. Bene. Ecco, grazie. Allora signora, voleva rispondere lei? Sì, io capisco benissimo quello che ha detto la signora. È logico che la competenza che ha su un negozio, che anni che siamo là, anche le commesse non sono quelle che prendiamo 8-10 giorni, ormai sono consolidate, sono là, quindi hanno il sapere di proporre che quando un prodotto non è da prendere, cioè, nei nostri negozi non è che uno viene là e dice vorrei sto prodotto qua, noi siamo i primi a dire che in questo periodo si ricordi perché questo prodotto non è all'altezza, non è buono, magari ce l'abbiamo perché c'è la richiesta, ma noi siamo i primi a sconsigliare
quale prodotto prendere o consigliare quale prendere, perché conviene, perché c'è la stagionalità, perché costa meno, perché è più buono. Per esempio adesso noi abbiamo un broccolo di Bassano che la signora la prima telefonata diceva dei prodotti di una volta. Questo è un prodotto di una volta, che adesso è tornato di moda. Perché è tornato di moda? Perché è buonissimo, non perché è una moda. Ma una volta le nonne questo avevano d'inverno, non avevano il broccolo quello che viene dal sud, quello verde classico, che sarà il romanesco, eccetera, eccetera. Ma c'era questo perché? Perché questo resisteva alle basse temperature che abbiamo qui al nord. Allora se la signora si ricorderà del broccolo di Bassano, si ricorderà anche quanto gustoso è questo tipo di broccolo. Ma noi perché lo consigliamo? Perché sappiamo che è buono. Ed è difficile da trovare, io infatti credo di averlo visto solo un paio di volte. Adesso è meno difficile da trovare, le garantisco che sui nostri negozi questo c'è. Ecco, io volevo aggiungere una cosa, che relativamente al discorso delle competenze. La signora ha ragione, perché purtroppo la competenza è figlia di anni e anni di lavoro. La competenza non si acquisisce nel giro di pochi giorni, non si acquisirà mai. Questo è riferito un po' a tutto il mondo dei prodotti freschi, dalla frutta, alla carne, al pesce, ai formaggi, perché sono settori dove dietro c'è una storia, una cultura, una tradizione che viene tramandata di volta in volta e non si acquisisce nel giro di pochi giorni di lavoro. Purtroppo è vero, la grande distribuzione fa un lavoro di massa, in alcuni casi riesce a dare questo tipo di servizio, ma è sempre più difficile perché manca quel ricambio generazionale per cui le nuove generazioni non sono più disposte a iniziare un percorso professionale, un percorso di lavoro che comunque richiede fatica, sacrificio, perché ad esempio nella gestione, nel nostro caso, della frutta e della verdura, il mercato da cui si approvvigionano tutti i dettaglianti di Treviso lavora di notte, quindi la scelta del prodotto che il signor Ghedin viene a fare nel mercato e lo sceglie lui, la fa alle 4 del mattino? Beh, diciamo dalle 3 in poi. Quindi insomma è una vita anche di sacrifici. Ne parliamo tra pochissimo, chiamano dalla regia alla pubblicità, quindi linea alla regia, restate con noi ci rivediamo tra pochissimo con Ore 13. Ranti. Eccoci in diretta con Ore 13, quest'oggi dedicato alla frutta e alla verdura e a come riconoscere la qualità di questi alimenti. Stavamo parlando, l'ho interrotta Pastore prima per la pubblicità, stavamo parlando anche della professionalità, no? Che serve anche per consigliare proprio il consumatore sui prodotti da acquistare, sulla freschezza, sulla qualità, e che richiede anche parecchi sacrifici che forse magari non tutti sono disposti a fare. La professionalità è competenza, è la conoscenza delle tradizioni, la conoscenza del prodotto, soprattutto la conoscenza del prodotto dalla sua origine, come viene coltivato, come viene gestito e come viene poi trasformato a seconda delle merceologie. Non è una cosa che si acquisisce nel giro di pochi giorni, pochi mesi o pochi anni addirittura. Perché, forse non si smette mai di imparare. Ecco, no? Diciamo che in questo mondo non si finisce mai di imparare, perché è un mondo affascinante. Parlo del mondo alimentare in generale, in particolare l'ortofrutta è un mondo affascinante, dove ancora oggi si trova tantissima tradizione e tantissima cultura. C'è stata un'evoluzione dei tempi per cui i prodotti hanno ormai una produzione di tipo industriale, ma comunque rimane quella conoscenza su tantissime produzioni che ancora risale alle tradizioni, a metodologie di produzione ancora di una volta. Abbiamo un'altra chiamata. Prego. Sentiamo chi è in linea. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, chi parla? Sono il signor Bravodino di Conegliano Veneto. Buongiorno, prego. Io volevo fare un elogio a una frutta e verdura, perché voi state parlando di tante cose e tutto quanto, però è esatto quello che se tu vai in un frutta e verdura
gestito da persone serie, trovi la frutta e verdura che porti in casa che è meravigliosa. Io volevo fare un elogio alla frutta e verdura che hanno chiuso purtroppo il 31 dicembre di Santa Lucia di Piave, il signor Sallamon, la frutta e verdura Sallamon di fronte alle scuole. Io sono un nonno che vado a prendere i miei nipoti là alla scuola. No? Quando passavo di là mi portavo a casa le mele, le pere, mi portavo a casa le radicchie, portavo a casa erano curati e bellissimi. Io spendevo 10 euro di frutta e verdura e li mangiavo tutti. Tu vai al supermercato, le butti via metà. Questo volevo fare un elogio a questa frutta e verdura, mi dispiace che abbia chiuso, e dopo anche al mercato di Santa Lucia di Piave trovi la bancarella che ti dà la frutta e verdura bellissima. Ecco, allora la ringraziamo, grazie per averci telefonato, sta gongolando, no? Io più che altro volevo rispondere al signore qua, che ha fatto i complimenti all'amico Franco Salamo, posso fare anche il nome, che è andato si è ritirato da poco tempo, suo malgrado, ma insomma l'età era da pensione anche per lui. Ma un po' tutta la vostra categoria. No, lo volevo ricordare perché siccome è stato il mio vicepresidente di settore per tanti anni, vorrei ricordarlo in questa maniera, era un bravissimo collega. E niente, volevo solo ricordarlo, che lo ricordiamo ancora adesso, è chiuso da poco tempo, dal 1° di gennaio. Ecco, la testimonianza di questo nostro telespettatore dimostra proprio come il consumatore sia anche molto attento a questi aspetti e magari anche disposto a spendere quel qualcosina in più per avere però una qualità superiore. Sì, perché nei negozi riescono a soddisfare la loro necessità di informazione, riescono a trovare nel contatto umano che hanno con il dettagliante quelle rassicurazioni, quelle spiegazioni, quei suggerimenti che in altri casi non hanno, ed è quello che fa la differenza, perché oggi effettivamente essendoci tanta paura a seguito di scandali che ci sono stati in passato, il consumatore ha paura di quello che non conosce e quindi cerca delle spiegazioni, cerca delle rassicurazioni che non sempre trova in un prodotto messo lì da solo con scritto comprami, ma ha bisogno di avere un dialogo che il dettagliante, grazie alla competenza, grazie alla capacità di interloquire con il proprio cliente, riesce a dare, e quindi sono disposti a spendere €1 in più, ma riescono a soddisfare il loro bisogno di fiducia, di informazione, sapere che cosa mettono in tavola, certo, no? Sì. Ecco, noi abbiamo anche preparato delle schede sui vari prodotti di questa stagione, perché insomma lo si diceva prima, la stagionalità è proprio uno degli elementi fondamentali perché sia garantita anche la qualità del prodotto. Da quale vogliamo cominciare? Dalle arance, mi pare, no? Vediamo quindi la scheda sulle arance, frutto prodigioso è stato definito, frutto di stagione dalle moltissime qualità nutrizionali. Vediamo quindi la scheda. Rosse intense e succose, perfette per le spremute, oppure bionde come il sole, ideali per essere sbucciate, o ancora venate di tutte le sfumature, dal giallo al rubino e dolcissime. La stagione delle arance italiane è nel suo momento migliore sia per estensione varietale sia per qualità della maturazione, a partire dall'arancia rossa di Sicilia IGP, prodotta esclusivamente in alcuni comuni delle province di Enna, Catania, Siracusa e Ragusa. Oltre al terreno, il fattore determinante è l'escursione termica tra giorno e notte, che permette agli agrumi di sviluppare maggiori quantità di vitamina C e sapore. Come nel caso delle tarocco, le più ricche di questo prezioso elemento, e di antociani, sostanze che si sviluppano con il processo di vinazione e conferiscono all'agrume le tipiche striature rosse sulla polpa bionda. Tra le diverse varietà di arance, le tarocco sono quelle con la stagionalità più corta. In genere sono disponibili da fine dicembre fino a marzo. Le prime a maturare sono invece le moro, che possono essere raccolte dai primi di dicembre fino alla fine di febbraio. Sono molto richieste perché aprono la stagione delle arance rosse di Sicilia, anche se la loro produzione, un tempo esclusivamente italiana, negli ultimi anni si è estesa anche alla Spagna e oltreoceano in California. Le migliori da spremere sono infine le arance della varietà Sanguinello, caratterizzate da pezzatura contenuta, buccia sottile e molto succo dal colore rosso intenso. Sono disponibili sul mercato fino a marzo inoltrato.
Ecco, allora abbiamo sentito nella scheda le varie qualità, termini che comunque stanno cominciando a diventare, come dire, quotidiani anche nel consumatore, gli antociani. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in diretta con Ore 13, stiamo parlando di ortofrutta, di come riconoscere la qualità dei prodotti. Prima della pubblicità, Pastore, stavamo accennando alle qualità nutrizionali, nel caso specifico dell'arancia, ma ogni frutto, ogni verdura ha delle proprietà e delle caratteristiche che le rendono uniche e particolarmente preziose per la nostra salute. Assolutamente, non a caso prima avevo parlato di qualità nutrizionale perché da tantissimi anni ormai la frutta e la verdura entrano nel programma dietetico di tutti perché hanno un importante apporto di vitamine, antiossidanti, proteine, fibre, che sono estremamente importanti per quello che sono le necessità del nostro corpo. Faccio un passo indietro. Aspetti nutrizionali che sono stati affrontati 5, 6, 7 anni fa proprio dal mercato ortofrutticolo di Treviso con un progetto che prendeva il nome dei 5 colori del benessere. In realtà questa definizione, che oggi viene utilizzata a livello nazionale, vengono identificati i colori con i vari frutti legati poi all'apporto nutritivo del singolo frutto. Sono stati identificati questi 5 colori perché all'interno del singolo colore ci sono un gruppo di frutti e di verdure che danno un certo tipo di apporto. In realtà questo concetto nasce negli Stati Uniti, dove si parlava delle 5 porzioni per giorno. Che sono quelle raccomandate, che sono quelle raccomandate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che poi è stata importata in Europa, si è diffusa e oggi è diventato un po' una consuetudine parlare dei 5 colori del benessere, della salute, eccetera. Tra l'altro ci sono anche dei programmi di sviluppo e di incentivazione proprio per diffondere la cultura del consumo sano e consapevole. Nel caso delle arance, abbiamo visto prima la scheda tecnica, abbiamo visto innanzitutto tanti tipi di arance, ma soprattutto tanti colori, nel senso che abbiamo le arance più rosse e le arance più chiare, e questo vale anche per tanti altri frutti. Bene, ogni frutto, ogni varietà, ogni tipologia di prodotto ha una sua caratteristica. L'arancia è ricca di vitamina C, il radicchio è ricco di fibre, di antociani, di proteine. Il consumo regolare e costante di frutta e di verdura garantisce al nostro organismo la copertura dei nostri fabbisogni. Di frutta e verdura dei colori diversi, no? Dei colori diversi, li stavamo vedendo nella bella inquadratura, no? Ogni giorno bisognerebbe consumare tutti i colori che ci vengono offerti dalla frutta e dalla verdura. Per arrivare poi al bianco delle mele, al viola, al rosso violaceo del radicchio o delle melanzane, ecco, tutti questi vanno poi a completare quello che è la nostra razione alimentare, se vogliamo. Si parla di nutraceutica, no? Si parla di nutraceutica perché è un termine composito che è formato da nutrizione e farmaceutica, è un termine che è stato coniato da un medico tanti anni fa ed è la commistione dei due significati, la farmaceutica in senso lato e l'aspetto nutritivo. Si può fare un cenno a quello che diceva ad esempio Ippocrate: fai del tuo cibo la tua cura, cioè noi possiamo trovare nella nostra alimentazione la giusta cura per le nostre malattie. D'altra parte una volta farmaci non ce n'erano e quindi si ricorreva proprio a una corretta alimentazione e agli apporti dati dall'alimento
per raggiungere uno stato di benessere fisiologico. È proprio la corretta alimentazione, è una delle indicazioni primarie che vengono date dalle aziende sanitarie proprio per la prevenzione. Con dei programmi di informazione, perché l'informazione è estremamente importante, perché talvolta noi mangiamo qualcosa senza sapere quello che può essere il beneficio. Tra l'altro il mercato ortofrutticolo di Treviso da anni ha portato avanti questo progetto di informazione. Se volete andare a vedere il sito www.acquistarinformati.it, è un progetto sviluppato proprio per informare il consumatore. Tra l'altro sono stati fatti calendari anche dove ogni mese è rappresentato da un frutto tipico di stagione con tutte le varie declinazioni e di conseguenza quindi gennaio è il mese dell'arancia, il mese dell'arancia, tra l'altro questi calendari sono con le caratteristiche del frutto, e questo può aiutare il consumatore nella scelta del prodotto da acquistare e da consumare. Sono calendari che i dettaglianti o comunque tutti i clienti del mercato sono stati resi disponibili, ed è uno strumento estremamente utile per fare informazione, cioè per rendere cosciente il consumatore di un acquisto consapevole, perché ogni prodotto ha una sua caratteristica in termini, ripeto, di vitamine, antiossidanti, proteine e fibre, che sono elementi essenziali per il nostro organismo. Quindi possiamo dire un calendario del benessere che verrà distribuito, che viene distribuito in tutti i negozi. Lo troviamo, insomma, ecco. Quindi un po' va a fornire qualche consiglio, qualche informazione su quelli che sono i prodotti di stagione. Sicuramente poi sul sito di Acquistare Informati c'è una parte dedicata anche alle ricette, quindi c'è una scheda di ogni prodotto, quindi si può... Come prepararlo, come cucinarlo, come gustarlo, perché poi abbiamo le caratteristiche principali del prodotto, quindi uno se lo guarda bene capisce se è un prodotto che gli può servire, se incontra il suo gusto, se incontra... Per incontrare i gusti bisognerebbe provarlo. C'è sempre un po' di diffidenza, alcuni, soprattutto i ragazzi, mangiano un po' meno volentieri la frutta di una volta, si arroccano solamente su alcuni tipi di prodotti e hanno poca vivacità di provare prodotti nuovi. Anche i bambini spesso si fa un po' fatica a far mangiare la verdura ai bambini, quindi le mamme devono sempre ingegnarsi con delle ricette magari per le mamme ci devono mettere un po' più di costanza su questa cosa qua, devono essere più arcigne nel far provare certi tipi di frutta e di verdura. Ecco, abbiamo un'altra telefonata di un nostro telespettatore. Pronto, buongiorno. No, è caduta la linea, allora ci richiami, signora o signore, che manderemo in onda la sua telefonata. Allora, parlavamo di qualità nutrizionali, di colore. A proposito delle schede, uno dei prodotti principe nei mercati e nelle tavole dei trevigiani, ma non solo, di questa stagione è il radicchio, no? Radicchio rosso di Treviso. Vediamo quindi la scheda relativa al radicchio rosso e alle caratteristiche di questo prodotto. Non tutte le gelate vengono per nuocere. Le temperature sotto zero delle scorse nottate, oltre ad averci regalato delle stupende albe glaciali, sono una manna dal cielo per i coltivatori di radicchio rosso di Treviso IGP, che dopo i primi accenni di freddo di inizio novembre attendevano speranzosi il nuovo abbassamento della colonnina di mercurio. Ed eccole finalmente le gelate mattutine. Per capire la stretta correlazione tra qualità del radicchio e freddo, basta fare una passeggiata nei campi sparsi un po' ovunque nei territori comunali che rientrano nelle zone di produzione della nostra rinomata e tanto amata cicoria rossa. Oltre alle lavorazioni manuali, fondamentali per i radicchi sono le brinate. Il freddo, infatti, brucia gli strati fogliari più esterni, concentrando il sapore in quelli interni e conferendo ad essi incredibile croccantezza e perfino dolcezza. Una volta raccolti vengono poi posti per 15-20 giorni in vasche protette da teli di nylon dove scorre abbondante acqua alla temperatura costante di 12-15 gradi. Ecco perché i campi vicino al quieto scorrere del fiume Sile, celebre per la purezza delle acque, sono terreni d'elezione per il radicchio rosso di Treviso. In questa fase, detta forzatura, il radicchio continua a germogliare. Le foglie diventano bianche, croccanti e di gusto delicato. Un vero miracolo della natura che, grazie alla collaborazione dell'uomo, ci regala un ulteriore
migliore momento di vita fuori dal campo, grazie all'indispensabile presenza dell'acqua. Segue poi una fase di asciugatura in locali arieggiati sui 20 gradi di temperatura, quindi la pulizia manuale del prodotto, detta toelettatura, per eliminare foglie rovinate e terriccio e dare l'aspetto e la forma inconfondibile al nostro amato radicchio. Ricordiamoci di tutto questo lavoro la prossima volta che lo acquisteremo e lo porteremo sulle nostre tavole. Ecco, abbiamo visto il radicchio e tutto il procedimento lungo e complesso che porta al prodotto poi finale che noi incontriamo sul banco del fruttivendolo. Ecco, abbiamo di nuovo una telefonata, sentiamo chi è in linea. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno signora, chi parla? Buongiorno, io mi chiamo Cristina, volevo fare una domanda ai signori. Prego. Io ho un piccolo mercatino che viene una volta alla settimana, volevo chiedere, quello che vendono è controllato oppure si preferisce comprare al supermercato? Ecco. Non ho capito la domanda però. Se sono sicuri, prego signora, prego, specifichi lei. C'è un piccolo mercatino che vendono un po' di tutto, una volta alla settimana, volevo chiedere se c'è da fidarsi di quello che vendono o anche loro vanno al supermercato e dopo se la propinano fuori dalla porta della casa, insomma. C'è da fidarsi o c'è un controllo? Ecco, grazie signora. Bisognerebbe capire che tipo di mercatino è, se è un farm market normale o se è un mercato rionale del paese, perché sono due canali diversi. Il mercato rionale del paese sono commercianti come noi che quindi si approvvigionano dal mercato di Treviso ed è un discorso diverso. Se è il farm market dovrebbero essere prodotti della loro produzione vera e propria, non commerciali, quindi non dovrebbero acquistarli in altre parti. Quindi bisognerebbe capire, perché se vengono acquistati dai mercati i controlli generali ci sono, se vengono dal contadino direttamente c'è il controllo. Diciamo che come tutto il settore alimentare i controlli ci sono, vengono effettuati dagli organi competenti e vengono effettuati lungo tutta la filiera produttiva, quindi dalla produzione fino al momento della commercializzazione. È difficile rispondere a questa domanda perché giustamente bisogna vedere di cosa stiamo parlando, però io voglio pensare che comunque parliamo sempre di prodotti salubri. Ad esempio i controlli da parte di organismi competenti viene fatto durante le coltivazioni, vengono fatti nel momento in cui il prodotto viene raccolto e mandato in un mercato piuttosto che, vengono fatti anche, spezzo una lancia a favore della grande distribuzione, nella grande distribuzione perché ovviamente c'è un obbligo di legge. Quindi poi tutte le informazioni che vengono attribuite al singolo prodotto sono informazioni che vengono certificate, controllate, non è che uno può dire quello che vuole, bisogna sottostare a quello che impone la normativa di settore, che è una normativa rigida, ed evidenzio il fatto che l'Italia è il paese all'interno della Comunità Economica Europea dove con maggior rigore vengono applicate le direttive e le normative comunitarie, quindi i controlli sono tanti, sono estremamente approfonditi. Quindi, poi è ovvio che per rispondere alla domanda bisognerebbe capire esattamente di cosa stiamo parlando. Ovvio, se è un mercato del contadino si vede subito, perché i prodotti di questa stagione fatti qua da noi si contano su due mani, non due dita, cioè più di radicchio, un po' di verde, qualche broccolo di Bassano forse, ma a Bassano però non, perché il broccolo dopo c'è differenza quello fatto qua da noi e quello di Bassano, cioè hanno due gusti completamente diversi, quindi a noi sembra quasi un cavolo, quindi bisognerebbe capire se sul banco del contadino troviamo arance cioè facciamo confusione a capire, perché a volte vengono spacciati per prodotti propri, ma dei prodotti che vengono acquistati, quindi mi piacerebbe vedere questo mercato dov'è. Bene, allora linea alla regia per la pubblicità, a tra poco, restate con noi.
Ore 13, rieccoci in diretta. Frutto e verdura al centro della trasmissione di quest'oggi. Parliamo adesso proprio dei prodotti, ne abbiamo una rappresentatività proprio qui in studio. Molto spesso ignoriamo anche quante qualità particolari vi siano dietro i prodotti. Le mele, per esempio, Pastore. Sì, mele, colgo l'occasione per fare un commento, un incontro che abbiamo avuto, e parlando di mele la conoscenza è riferita a 3 tipologie di prodotto: la mela rossa, la mela gialla e la mela verde, perché l'abitudine è quella di vedere e di comprare questo. In realtà il mondo delle mele è un mondo estremamente vasto, curioso, importante, interessante. In Italia, se non sbaglio, vengono commercializzate circa 15 varietà diverse di mele, cioè 15 prodotti diversi che vengono assoggettati sotto il nome mela, ma in realtà ognuno rappresenta una tipologia, una caratteristica di un certo tipo. In realtà nel mondo penso si parli di 200-300 varietà diverse. Sì, certamente, anche perché qua noi le mele le distinguiamo quasi per marchio, non più per la varietà. Quando diciamo dammi, si può fare anche un po' di pubblicità? Meglio di no. Abbiamo una mela, questa è una Grasmith, tanti la chiamano mela verde, è una Grasmith, ma se prendiamo quelle rosse è più difficile, questa vediamo che è l'unica mela verde, diciamo, ma se prendiamo tipo una... Di mele rosse ce n'è di tantissime. Si chiama Crips, perché è un marchio diverso, ma il cliente ci chiede il marchio, non ci chiede il nome della mela. La stessa cosa per il Godi, ci chiede, non so, si può anche fare Melinda o Val Benosta, ma di fatto è una mela Golden, ma non ci chiedono mi dia una mela Golden, ci chiedono il marchio. Ci chiedono la marca. Questa è una delle stranezze che abbiamo. E le mele rosse qui ne vediamo nel cesto, ce n'è veramente di tutti i tipi. Questa è una mela più rara, questa no? È una mela Nurta, che è una mela che viene dal sud, l'unica mela diciamo che viene dal sud. È la caratteristica. La chiamano la mela del bambino perché è una polpa bianca. Una volta ai bambini malati davano questa mela qua perché era piena di vitamine, piena di zuccheri. Quindi è particolarmente ricca, ritornando al discorso della nutraceutica. Viene raccolta e viene messa in maturazione sulla paglia, rimane per mesi, quindi non ha lo stress del frigorifero prima e dopo il frigorifero, è una mela molto buona da mangiare. È ritornata anche questa, diciamo, è un IGP, quindi diciamo che è controllata. Ce n'è una quasi viola, no? Lì tra le mele. Questa è la classica Red Delicious, classica, la mela di Biancaneve, che la signora prima diceva che sembrano di plastica, ma se noi prendiamo una qualsiasi mela che è opaca, facciamo un esempio, questa che è opaca, basta solo fare così, diventa lucidissima e non è un trattamento... Non è che sia stata messa una cera sopra o qualcosa per renderla così lucida. Una volta mettevano la cera d'ape, adesso non mettono più neanche quella perché costa troppo, potenzialmente non serve più. Una volta, la lucidatura viene fatta su alcune mele tipo queste qua, perché effettivamente basta veramente con la mano passarla e si vede. E quindi sono più naturali adesso sicuramente di una volta. Poi vedo una renetta lì. Questa è una renetta da noi classica. Mele Canada si dice. Mele Canada, la renetta, perché la renetta del Canada sarebbe il nome esatto. Questa è la mela, diciamo, classica per fare le torte, per fare il strudel sul Tirolo. Che ha un aroma infatti inconfondibile, cotta, eccezionale. E ha quell'acidità, e la pasta è un po' più farinosa, quindi si presta bene, non fa meno acqua delle mele classiche, tipo il Golden o quelle mele. Quindi nella torta di mele, la torta della nonna, infatti, perché ogni tipologia di mela ha un suo utilizzo. C'è una mela che è più adatta a essere utilizzata per i dolci e una mela che è più adatta per fare invece mangiarla così com'è piuttosto che fare, non so, succhi eccetera. C'è la mela che può fare più succo, la Granny Smith si presta molto bene. Poi c'è la Royal Gala che è quella più precoce, che adesso c'è ancora, vediamo se la troviamo, se non mi sposto troppo. Eccola qua. No, questa è una Fuji, che si assomigliano un po' tutte, non è neanche facile distinguerle. La Royal Gala è quella più precoce. Si trova già a settembre, no? Si trova tra agosto e settembre, si trova. È quella che però finisce anche prima e rimane più morbida, non farinosa ma più morbida. La differenza invece è che la Fuji è sempre bella succosa, croccante, e dopo se andiamo, è dolce, poi se andiamo sul
le chiamiamo Crips, per non chiamare il nome marchio comunemente detto, che è quella più acidula e più croccante ancora. Lady Rosa, diciamolo così, la per non fare Rosa, pubblicità. Ma lui ha detto una cosa importante, e cioè sembrano tutti uguali. Allora è facile in distinguere. realtà Facciamo fatica anche noi ogni varietà, ripeto, ha una sua caratteristica. Assaggiarle tutte uno se ne rende conto, quella più farinosa, quella più dolce, quella più aspra, quella più tonica, ma ogni varietà di mela ha una sua particolarità. Quindi oggi invece c'è questa abitudine di mela, mi dia una mela rossa, quindi... Certamente dopo, per esempio, tipo la Starco, così, è una mela un po' più morbida, quindi gli anziani preferiscono questo tipo di mela, non amano quelle troppo dure, troppo croccanti, invece i giovani mangiano solo croccante. C'è poco da fare. Ecco, poi come si fa anche a mantenere nel tempo la succosità, la croccantezza di questi frutti? Perché sono frutti, insomma, che si raccolgono in autunno, sì, insomma il grosso adesso, della raccolta delle mele può parlare il direttore che è più tecnico. E si trova un po' tutto l'anno. Sì, però in realtà la mela non è che viene raccolta e viene venduta, la mela viene raccolta e viene messa a maturare per parecchi mesi in condizioni naturali e particolari. Ad esempio adesso viene addirittura stoccata nelle grotte, vengono chiamate celle ipogee, cioè delle celle messe all'interno delle montagne a una temperatura condizionata di circa 0 gradi e vengono poi messe sul mercato a distanza di diversi mesi. Quindi oggi mangio una mela che probabilmente è stata raccolta 5, 6, 7 mesi fa, eppure fresca, ma perché il condizionamento, che ripeto è un controllo della temperatura, è una applicazione tecnologica che va a controllare il processo di maturazione in maniera assolutamente naturale, come dire, prendo la frutta e la metto nel frigo. E questo consente tra l'altro di garantire il prodotto costantemente nel mercato, pur rispettando quelli che sono i periodi tipici. Non tutte le mele possono essere conservate per 6 mesi, c'è quella che viene tenuta per 3 mesi, quella per 4, eccetera, eccetera. Ma una cosa importante che è stata detta prima era quella riferita alla melanurca. Anche le mele, ecco, la melanurca rappresenta una tipicità ed è il tipico esempio di un prodotto che fa parte di una tradizione, oserei dire, antica, che è diventato IGP, cioè per salvaguardare quel tipo di prodotto e quel tipo di produzione è stata certificata perché è un prodotto di cui viene riconosciuto il valore e soprattutto il valore del localismo e della tipicità del territorio. E sta anche aumentando la richiesta di questi prodotti, diciamo un po' di nicchia. Ma già per esempio la Golden, ci sono già delle DOP dell'IGP già anche sul Tirolo, sul Valdinon, hanno già fatto, sono quasi tutte, diciamo, tutelate da questi marchi di controllo. In realtà sì, c'è questa tendenza data dalla spinta del desiderio di mantenere, riscoprire ma soprattutto mantenere certe produzioni tipiche, e questo ha fatto sì che a livello diciamo di politica agraria si sia dato il via a un percorso di certificazione di tutte queste produzioni, ma lo stesso radicchio IGP, piuttosto che non so, il cavolo di Bassanto, vabbè, ma voglio dire, tendono a salvaguardare quella che è la tipicità del territorio. Il radicchio di Treviso è un prodotto IGP che ha determinate caratteristiche di produzione e queste devono essere salvaguardate. Poi in realtà possiamo dire che il radicchio può essere coltivato anche altrove, non lo so, può essere, ma è tipico di questo territorio e quindi si è voluto mantenere e garantire questa continuità. Diciamo che sicuramente nell'ultimo periodo, e l'hanno testimoniato anche le telefonate dei nostri telespettatori, no? Esatto. C'è una grande attenzione del consumatore anche a questi aspetti. E questo vale anche per altri prodotti, dall'olio alla pasta, perché si ricerca proprio, perché la certificazione è sinonimo di garanzia, è sinonimo, dà quel senso di fiducia anche. E dietro questa fiducia c'è la garanzia di un controllo che viene fatto lungo tutta la filiera,
produttiva e poi di distribuzione. Ed è questo quello che richiedono i consumatori. Il nostro tempo a disposizione è ormai terminato per oggi. Io ringrazio Riccardo Pastore, direttore della Treviso Mercati, e Renzo Ghedin, responsabile del settore di frutta dell'Ascom Confcommercio di Treviso, per essere stati qui con noi ed averci fornito tante preziose indicazioni, tanti preziosi consigli anche per orientarci nell'acquisto di frutta e verdura. Grazie a voi telespettatori per averci seguito, a tutti un buon pomeriggio. Arrivederci.